tutti, diamo inizio all'incontro. È un grande piacere per me essere stato chiamato i giorni scorsi dal sindaco di Thiene, da Marita, con cui ho avuto un ottimo rapporto professionale, a organizzare una serata come questa che naturalmente è organizzata da un movimento politico e quindi è una serata politica. Però, come capirete durante l'incontro, ha anche dei risvolti tecnici piuttosto importanti che insieme a quelli politici aumentano l'interesse per non prendere a scatola chiusa, come sembra oggi essere invalso soprattutto sulle grandi reti televisive e sui grandi giornali nazionali, tutto quello che viene deciso a Roma come se fosse il preludio della salvezza. In particolare chi amministra un comune da un po' di tempo a questa parte vede dei provvedimenti che hanno dei lati oscuri molto estesi che questa sera cercheremo di approfondire. Io comincerei proprio dal sindaco di Thiene, da Marita Busetti, per che ci dica quali sono gli effetti che avrà l'amministrazione e quindi la città rispetto all'introduzione dell'imposta municipale unica di cui stiamo vedendo appunto la nascita. Grazie. Allora, proprio il tema della serata è questa IMU, che dovrebbe essere un'imposta municipale. In realtà, se mi permettete, è una patrimoniale che ci è stata calata e che creerà non pochi danni ai cittadini e al comune, che dovrà in qualche modo diventare gabelliere e raccogliere queste tasse che andranno in gran parte a Roma. L'IMU è composta da due parti. C'è la parte legata all'ICI prima casa, che era stata annullata nel 2008 e che invece è stata rimessa adesso con questa IMU. Quindi chi è proprietario di prima casa pagherà l'ICI. Poi c'è la seconda casa che prevede un minimo di 7,6 per 1000, di cui 3,8 andrà allo Stato. Questo non è... Naturalmente tutti gli estimi sono stati rivalutati, per cui chi dovrà pagare pagherà molto di più di quanto ha pagato fino ad oggi. Il fatto che il 50% della seconda casa vada allo Stato fa sì che il comune non possa chiudere i bilanci. Ecco perché questa sera io ho voluto questo incontro con voi e con altri sindaci, perché tutti i sindaci in questo momento si trovano hanno il problema di chiudere il bilancio cercando di recare, di creare meno danno possibile ai loro cittadini. Perché se ciò non bastasse, lo Stato ha deciso di tagliare i finanziamenti. Quindi è vero che ci ritornerà l'ICI prima casa, ma non avremo più i finanziamenti che coprivano questo ammanco fino all'anno scorso. Quindi l'ICI prima casa resterà al comune, ma l'ICI seconda casa per il 50% andrà a Roma. Quindi noi tutti i comuni avremo un ammanco del 50% sulle entrate e bisognerà decidere come riuscire a coprire quel 50% per riuscire a chiudere i bilanci. Ci siamo trovati come comuni del Vicentino, Bassano, Vicenza, Thiene, Schio, Valdagno, Arzignano, Montecchio. Abbiamo tutti lo stesso problema. Si sono trovati i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti, hanno tutti lo stesso problema e ci stiamo chiedendo in che modo riuscire a creare una cifra che ci permetta di chiudere il bilancio e allo stesso tempo rechi meno possibile danno ai cittadini. In particolare quando si parla di seconda casa vi ricordo che si parla anche di piccola impresa, si parla di commercio, si parla di tutto ciò che non è prima casa, compreso il secondo garage, che non è più legato alla prima casa, ma è diventato a sua volta una parte diversa
e quindi seconda casa. Quindi sarà un problema riuscire a conciliare da una parte un buon governo, cioè chiudere bene un bilancio, e dall'altra cercare con i cittadini di trovare una soluzione che danneggi il meno possibile chi lavora e chi ancora una volta dovrà tirar fuori i soldini per chiudere quelli che sono purtroppo dei grandi buchi che lo Stato ha oggi e che ci stiamo trascinando da tempo. Io mi fermerei qui, Luca, perché casomai poi rispondiamo e lascerei spazio invece agli altri relatori. Il professor Andrea Giovannardi è un preparatissimo tributarista, è molto noto nel Vicentino e professore all'Università di Trento. Interviene molto spesso su questi temi e credo che sia opportuno che, in termini ovviamente molto sintetici, ci presenti le caratteristiche esatte del provvedimento. Prego Andrea. Grazie Luca. Sì, ho avuto modo di occuparmi di fiscalità locale oramai da molto tempo, anche con incarichi di tipo istituzionale, perché ho avuto anche la fortuna di essere consulente della Commissione sul federalismo, sia della parlamentare che della tecnica. E quindi ho avuto modo anche di osservare questo passaggio vedendo quello che c'era prima, nel senso che pochi lo sanno, ma la necessità di andare a tassare la prima casa in qualche modo era sentita anche dal governo uscente. Il governo Berlusconi esce individuando quale primo provvedimento, adottando il primo provvedimento dell'abolizione ICI prima casa. Forse, detto ex post, è stato un errore, perché l'ICI prima casa, adesso dico qualcosa magari che sembra in contrasto con quello che ha detto il sindaco Busetti, ma come vedrete non è. Cioè l'ICI io lo vedo come un tributo, o chiamiamolo IMU, chiamatelo ICI come volete, è un tributo che tendenzialmente deve colpire gli immobili e su cui si impernia la finanza locale, la fiscalità locale. Non solo nelle esperienze italiane, l'ICI IMU è tributo, direi, principale, è il principale tributo comunale. In questa legislatura è stato un tributo monco, appunto perché mancava la tassazione della prima casa. E questo, se vogliamo guardare gli istituti anche alla luce delle impostazioni anche ideologiche, non tassare la prima casa era un po' in contrasto con l'ideologia federalista, perché poteva capitare che chi deve pagare le imposte è anche un soggetto che potrebbe essere colui che non vota, proprio perché nel luogo dove ha l'immobile su cui paga non risiede. Quindi questa necessità di tassare la prima casa era oramai nell'aria. Quindi il profilo di criticità di questa nuova IMU non sta, a mio parere, nella tassazione della prima casa in sé, ma sta in altri aspetti che comunque il sindaco ha già in qualche modo anticipato. Il primo elemento di criticità è che comunque l'abitazione principale che viene nuovamente tassata è rigorosamente determinata dalla legge dello Stato. Sulla nozione di abitazione principale i comuni non toccano palla. C'era una norma molto interessante in quasi tutti i regolamenti comunali, laddove si prevedeva che se io attribuisco in comodato la mia abitazione, la mia seconda casa, per così dire, ai miei figli, quella diventava la prima casa dei miei figli e in sostanza tutti potevamo godere dell'aliquota agevolata. Ebbene, oggi non capita più così, con il paradosso che io potrei vivere nella casa di un mio genitore e lì quindi il mio genitore non ha, mio padre o mia madre non ha l'agevolazione prima casa, e dall'altra parte
ecco che il genitore abita nella mia e anche lui e anch'io non ho l'agevolazione prima casa. Potremmo avere situazioni familiari di sole seconde case. Pensate poi, visto che l'abitazione principale è quella laddove si ha la residenza anagrafica, ma anche la dimora abituale, a quello che può capitare quando io, per così dire, ho la residenza anagrafica a Thiene e lavoro a Milano. E evidentemente la mia dimora abituale potrebbe diventare Milano e sono proprietario sia della casa tienese che della casa milanese. Se non sposto la residenza anagrafica a Milano, non ho una prima casa, ho 2 seconde case. E quindi il comune non tocca palla nemmeno nell'individuazione delle pertinenze. Pertinenza che diventa unica, quindi se uno ha 2 garage, uno ovviamente individuati autonomamente dal lato catastale e magari una cantina, la pertinenza me ne diventa una sola. Quindi ecco che il primo elemento di criticità è la tassazione di una prima casa la cui nozione non può essere toccata dal comune ed è una nozione particolarmente ristretta. Il secondo profilo di criticità è indiscutibilmente l'incremento notevolissimo, oserei dire, della base imponibile, per effetto dell'incremento dei moltiplicatori che per gli immobili di tipo abitativo questo comporta un incremento del 60% della base imponibile. Ma anche le imprese devono, per i capannoni industriali, lì abbiamo un aumento del 20%. Quindi si è giocato sui moltiplicatori per ampliare la base imponibile e questo evidentemente rende il tributo molto più pesante per il cittadino rispetto all'ICI, alla vecchia ICI. Sono danneggiati poi pesantemente gli immobili affittati e tenete conto che questa è un'incongruità rispetto all'IMU, perché l'IMU nasce unendo l'ICI e l'IRPEF, la tassazione IRPEF sul reddito che promana dalle abitazioni. Ovviamente però per le case locate l'IRPEF si paga, magari sotto forma di cedolare secca, che è una forma particolarmente più agevolata, ma si paga. E quindi occorrerebbe che queste abitazioni siano agevolate dal lato dell'aliquota, tanto che nell'IMU federalista, per così dire, che è l'IMU approvata dal governo Berlusconi nel treno del federalismo col decreto legislativo 23 del 2011, si prevedeva che per gli immobili locati l'aliquota scendesse a metà obbligatoriamente. Oggi invece l'aliquota è quella base che può essere ridotta dai comuni se ed in quanto i comuni abbiano la possibilità ovviamente finanziaria di farlo. Si tassano poi anche i fabbricati rurali e le aliquote, forse questo è il terzo profilo di criticità, sono più elevate, perché l'aliquota base è il 7,6 per 1000, scende al 4 per 1000 per la prima casa ed è un'aliquota per la prima casa che può essere portata al 6 o al 2 dai comuni. Per le seconde case, e segnalerei per gli immobili di impresa, perché attenzione, le imprese vengono pesantemente, e non è che le imprese nel nostro territorio non contino, le imprese vengono pesantemente bastonate da questo nuovo provvedimento, è l'aliquota base è 7,6 che può essere elevata di un più 3 o potrebbe in teoria essere ridotta fino al 4 per 1000. E quindi ecco che abbiamo, se i comuni saranno, come ci sta dicendo il sindaco Busetti, saranno in difficoltà finanziarie, è da prevedersi un incremento dell'aliquota sulle seconde case, forse più che sulla prima, e quindi anche sugli immobili di impresa. Immobili di impresa che quindi potranno scontare un'aliquota che diventa pari al 10,6 per 1000 su un valore
su una base imponibile rivalutata del 20%, in un contesto in cui, non dimentichiamolo, l'IMU è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi. Potranno esserci imprese che pagheranno 80.000 euro di ICI e quell'80.000 euro di ICI è addirittura indeducibile. Su quell'80.000 euro di ICI io pago l'imposta sul reddito. E poi le imprese dovrebbero creare posti di lavoro e crescere e fare crescita. Vado veramente alla fine perché voglio essere il più possibile sintetico. Molto importante poi questa norma che prevede che il 50% del gettito dell'IMU collegata alle seconde case, non quello sulla prima casa, va allo Stato. Qui addirittura non abbiamo tecnicamente forse una compartecipazione, ma abbiamo forse, la norma parla anche di imposta erariale, abbiamo forse un'imposta erariale all'interno dell'imposta comunale. Ecco che il comune mi diventa gabelliere, giustamente, questa è la parola, per lo Stato. E tenete conto che adesso non voglio essere pesante, ma brevissimo, questo è un tributo proprio derivato, cioè è un tributo su cui dovrebbe imperniarsi, ex articolo 119 della Costituzione, la fiscalità locale in un contesto federalista. Nel 119 si parla di tributi propri e compartecipazioni. Qui abbiamo una compartecipazione all'incontrario. Forse è meglio chiamarla aliquota riservata o tributo. E quando noi paghiamo l'IMU, si prevede che questa somma debba andare direttamente allo Stato. Non è che passa per il comune e poi va allo Stato, ma quindi si dovranno anche prevedere queste modalità di pagamento. Questo è forse meglio perché così i cittadini non penseranno di dare soldi al sindaco, poi magari arrabbiandosi con il comune per i servizi che potrebbero essere migliori. Quindi la matrice locale e la matrice quindi federalistica del tributo su cui dovrebbe imperniarsi la fiscalità comunale è notevolmente attenuata. Il punto è assolutamente indiscutibile. Cioè questo tributo col 50% del gettito che va allo Stato diventa molto più simile a un tributo statale tout court, cioè non a un tributo proprio derivato, cioè un tributo istituito dallo Stato ma il cui gettito è destinato al comune, ma un tributo statale in parte riservato al comune. Non dimentichiamo poi che i comuni potrebbero anche introdurre agevolazioni. Le imprese potrebbero sperare che il proprio comune riduca l'aliquota dal 7,6 al 4. Le imprese che vendono case, le imprese di costruzione, avranno l'IMU sul loro magazzino, il comune potrebbe ridurla al 3,8 per 1000. Ma ci pensate cosa vuol dire uno che vende abitazioni e deve pagare l'IMU mentre non riesce a vendere le abitazioni che costruisce? Ecco, se il comune agevola, la quota dello Stato rimane inalterata perché l'agevolazione è pagata solo dal comune. Quindi evidentemente c'è da aspettarsi, visto che l'agevolazione non è suddivisa a metà, quantomeno come normalmente è suddiviso a metà il gettito d'aliquota base delle seconde case, c'è da aspettarsi che i comuni non introdurranno alcun tipo di agevolazione, anzi aumenteranno il gettito. La matrice, e chiudo veramente, lasciando poi ovviamente spazio se ci sono delle domande, la matrice locale è attenuata anche da sotto altro profilo. I poteri dei comuni sono assai ridotti. Adesso l'IMU è ancora un cantiere aperto, ma pensate che la norma attuale prevede che i poteri dei comuni sono assai ridotti, la norma attuale, ma questa penso non cambierà, impedisce anche ai comuni di disciplinare la riscossione,
Ci sono scarsissimi poteri dal lato delle agevolazioni perché tutto è previsto dalla norma dello Stato e poi hanno messo fuori una norma dove, questo però probabilmente verrà modificato con la manovra che aspettiamo, con l'ennesimo rimaneggiamento, l'IMU è ancora un cantiere aperto, pensate che anche gli immobili storici, quelli di interesse culturale, non hanno alcun tipo di agevolazione, quindi voi provate a pensare quanto costa tenere un immobile storico, e però adesso questo a quanto pare, però nemmeno l'hanno pensato all'inizio, così come non c'è alcuna norma nell'attuale disciplina sugli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, ma queste sono modifiche che faranno. Insomma, in sostanza, un tributo molto discutibile, un tributo che è chiaramente figlio dell'emergenza. È interessante notare che nel 1992, in piena crisi finanziaria dello Stato, si è cercato di risolvere tutto con l'ICI, che rispetto a questo tributo era un tributo molto più sostenibile. Oggi evidentemente la crisi è molto più grave perché si introduce in un contesto poi che non è solo l'IMU, in un contesto in cui gli imprenditori in sala me lo sapranno confermare, me lo confermano quotidianamente, in un contesto in cui la tassazione sui redditi è pesantissima, è elevatissima, è oltre l'insostenibile. Beh, ecco, oltre il sostenibile, in questo momento si decide di introdurre l'IMU, però non tutto può sempre giustificarsi con l'emergenza. Antonio Mondardo, che conoscete sicuramente tutti, è assessore provinciale all'ambiente, ma stasera abbiamo invitato in veste di sindaco di un comune di Grancona, che è un comune diciamo piccolo nelle categorie demografiche, ma molto diffuso nel nostro territorio. Di 121 comuni della provincia di Vicenza, ben 63 sono sotto i 5.000 abitanti, quindi diciamo, è una parte cospicua delle amministrazioni locali. A lui chiederei appunto di farci capire gli effetti su un comune di piccole dimensioni, ritenendo che gli spazi di manovra già limitatissimi che si avevano prima di questo provvedimento a questo punto rimangono praticamente azzerati. Prego Antonio. Grazie, buonasera. Sì, diciamo che quello che ha detto il professore ha usato anche degli aggettivi buoni, nel senso che ha usato federalismo attenuato, io direi un federalismo mortificato, ma credo che ci sia un disegno molto più ampio e pericoloso dietro questa manovra. Se mi permettete un cappello di pensiero generale, credo che di fatto siamo in una situazione di un colpo di Stato, laddove pensiamo come è venuto il cambio di governo, laddove pensiamo l'introduzione di questa imposta, laddove pensiamo l'abolizione di un ente intermedio che è a contatto diretto con il cittadino, come può essere la provincia, laddove pensiamo l'obbligo per gli enti locali di passare alla tesoreria unica, quindi vuol dire tutti i soldi dei tienesi, dei granconati, dei veronesi andranno in un unico conto corrente gestito dalla Banca d'Italia, e laddove magari poi il comune avrà bisogno di quei soldi per pagare le imprese di lavoro, si potrà sentire rispondere non ce ne sono perché nella media nazionale i tuoi soldi servono per pagare qualcun altro o si sono impossessati. Quindi credo che di fatto in un altro momento storico qualcuno avrebbe definito colpo di Stato. Oggi le informazioni, i media non ci dicono questo, quindi per noi non è un colpo di Stato. Questo per dire che siamo molto ormai legati a quello che la televisione e i giornali ci dicono e quindi non percepiamo effettivamente la gravità della situazione, che non è solo quella economica, ma a questo punto diventa anche quella politica e poi amministrativa per chi deve essere ogni giorno a contatto con i cittadini e rispondere di servizi che vengono chiesti o di lavori che necessitano per la mobilità, per la sicurezza, per le scuole, eccetera.
Allora, in uno dei medi comuni vicentini, piccoli medi comuni, che ce ne sono più di metà, sono in provincia di Vicenza, quindi come può essere il mio comune, ci troviamo di fronte anche dei dati falsati per quanto riguarda l'IMU. Ed è questo che ci preoccupa di più, perché poi può avere a scalare degli effetti devastanti se questi dati li rapportiamo a un comune come può essere Thiene o una città come può essere Verona. Da una verifica che ho fatto rispetto ai dati che ha il Ministero dell'Interno e dell'Economia, che si sono messi in simbiosi, noi abbiamo, secondo questi ministeri, un introito di ICI, quindi io credo di conoscere bene quanto incasso di ICI nel mio comune, di 242.000 euro. Parlo del comune di Grancona, ma mediamente poi lo si può rispecchiare in proporzione agli altri comuni. Nelle mie casse entrano poco meno di 180.000 euro, quindi 60.000 euro di differenza. O a Grancona ci sono tanti evasori, quindi su 600 nuclei familiari vuol dire insomma che 150 sono degli evasori totali, e non credo di conoscere quasi uno a uno, insomma, non credo che ci siano evasori di questo tipo. Ci può essere un'evasione fisiologica di errato conteggio, ma non quella totale. Considerando poi che la trasposizione dell'IMU rispetto all'ICI ha una riduzione su un calcolo molto complesso che viene fatto di circa 30-40.000 euro, rischiamo che un comune come Grancona si trovi un deficit di 100.000 euro. 100.000 euro che, se anche raddoppiassi l'IRPEF, l'addizionale IRPEF, non colmeremo mai, e quindi andiamo nel default, termine moderno e usato per il fallimento. Questo mi lascia pensare che ci saranno, dopo giugno-luglio, probabilmente delle manovre correttive pesanti tanto quanto meno quelle che sono state fatte tra novembre e dicembre. Mettiamo che io mi stia sbagliando e che non succeda tutto questo. Il problema è che mancano lo stesso, quantomeno, metà di quell'importo che vi ho detto alla formulazione dei bilanci. Molti comuni sono fermi. Io ho provato a stilare il bilancio di previsione, andrò in Consiglio Comunale i primi di marzo, rischiando molto, tra l'altro non essendoci delle norme definitive sull'IMU. E questi 40-50 mila euro ho dovuto trovare un sistema per recuperarli, quantomeno per salvaguardare gli equilibri di bilancio. E ho avuto la fortuna e la sfortuna, in un certo senso, che l'anno scorso avevo fatto delle operazioni all'interno del territorio, quindi avevo proceduto con la gara del gas, per così dire, ho messo a gara la gestione della rete del gas, che mi porterà un introito di circa 28-30 mila euro, altre operazioni legate ad investimenti sul fotovoltaico, eccetera, che mi permetteranno di ottenere dei risparmi di spesa sull'energia, quindi arriverò a coprire quei 50.000 euro che io però nel mio pensiero dovevano essere destinati a delle strutture scolastiche, delle strutture sportive per il mio comune, che dovrò rinunciare per tamponare l'esito negativo di questa introduzione di imposta municipale, che di municipale non ha niente, perché, come è già stato detto da chi mi ha preceduto, andrà prima a Roma e forse ci arriverà la nostra parte di competenza, ammesso che ci arriverà, come vi ho detto, perché credo che i dati previsionali del Ministero siano completamente sbagliati. E se fossero sbagliati anche della metà di quello che io ritengo, saranno comunque pesanti in un'ulteriore manovra che noi tutti dovremo sopportare sotto forma poi di altra tassa, quindi o una revisione delle aliquote IRPEF o l'introduzione di nuove misure fiscali o l'invenzione di qualche altro tributo che dovremo dare. Da notare poi che l'antipatia di questa imposta è che va a colpire il patrimonio e non il reddito, quindi il patrimonio, che è il risparmio dei redditi già tassati che noi abbiamo fatto nel passato, che probabilmente questo immobile è ancora gravato da un mutuo, quindi non è ancora completamente nostro, ma in parte della banca, chi ci paghiamo gli interessi, e quindi voi capite quanto
grave è la situazione, no, immobiliare nel momento in cui la nostra economia si gira per gran parte attorno proprio all'economia dell'immobiliarismo. Su questo poi ci lavora l'artigianato, il commercio di supporto, quindi di fatto siamo andati a colpire proprio quello che poteva essere il volano che poteva riprendere, attuando altre politiche che non sto qua a annunciare stasera, che invece avrebbero mosso magari il reddito, e quindi il reddito è corretto in una società civile, colpire, ovvero far compartecipare alle spese dello Stato, ma andare a ripercuotere fiscalmente i risparmi di una vita di lavoro credo che sia antipatico, e soprattutto diventa doppiamente antipatico quando i conti non tornano rispetto a quelli che il governo ha fatto. Passando a Flavio Tosi, naturalmente sindaco di una città importante come Verona, i discorsi amministrativi assumono una dimensione ancora maggiore, ma evidentemente gli faccio anche un completamento di domanda di carattere politico. La cosa che gli volevo chiedere sostanzialmente è quale può essere la spiegazione di un provvedimento di questo genere anche dal punto di vista di una strategia, mettiamola sul positivo, di effettivo risanamento delle finanze dello Stato, quando noi abbiamo per esempio davanti il modello tedesco, che viene spesso richiamato perché la Germania ha una situazione economica molto migliore di quella italiana in questa fase, e non viene mai ricordato che già nel 2008-2009, appena c'erano i primi sentori della crisi, i tedeschi hanno fatto una riforma della pubblica amministrazione che è assolutamente capovolta rispetto a questa. Cioè hanno tagliato impietosamente lo Stato centrale, diminuendo i dipendenti pubblici, la spesa pubblica, e hanno salvaguardato, valorizzando il federalismo fiscale e le autonomie, che per loro sono garantite da una norma costituzionale che ritengono estremamente importante. Quindi, alla fin fine, come pensi che questo provvedimento possa effettivamente costituire un pezzo di risanamento, quando invece in una zona vitale e importante come il Veneto rischia di uccidere l'economia locale, di deprimere ancora di più i consumi? C'è praticamente un azzeramento dei mutui in questa fase, le banche hanno una difficoltà evidente in termini di liquidità e così via. Quindi da un punto di vista politico come si può spiegare alla fine la ratio di questa norma? Allora, intanto buonasera a tutti, io ringrazio Marita, ringrazio la sezione della Lega, la sua amministrazione per questo invito e anche per questo incontro nel quale, al di là appunto dell'intervento che cercherà di essere breve del sottoscritto, poi se ci sono domande e dibattito credo che sia più interessante per tutti. Io cercherò di fare un intervento tecnico, non nel senso di non politico, adesso tutti si dicono tecnici perché è più comodo dire, siccome c'è l'antipolitica meglio dire di essere tecnici, no? Ovviamente io ho una parte politica ben precisa e ne faccio parte con orgoglio, ma dico tecnico nel senso darò dei dati e dei numeri, poi uno sui numeri pensa quello che meglio crede, ma i numeri sono quelli. Proprio partendo da questa considerazione. Allora, come siamo arrivati qua? Allora, parlo degli enti locali, ma di fatto poi sono la fotografia di quella che è la spesa pubblica italiana. Come funziona il trasferimento agli enti locali? Come è funzionato fino ad oggi? Adesso parlare di trasferimento, dopo quando arrivo alle conclusioni, il trasferimento non c'è più di fatto, nel senso che non torna indietro più niente. Allora, nel 77, l'allora ministro Strammati emette una serie di decreti che riguardano il finanziamento degli enti locali. Come erano finanziati gli enti locali? Gli enti locali non erano finanziati su un parametro preciso basato sull'estensione del territorio, sul numero degli abitanti, sull'età della popolazione, quindi sui cosiddetti criteri standard dei quali si parla parlando di federalismo, erano finanziati sulla base di quello che era successo fino a quel momento lì. Giusto o sbagliato, c'era chi prendeva di più, chi prendeva di meno,
per dire, la nostra regione è sempre stata, e ancora è, fra l'altro, buon'ultima fra tutte le regioni in termini di trasferimento pro capite. Cioè noi veneti siamo i più virtuosi, forse siamo i più mona, comunque siamo assolutamente quelli con meno trasferimento in assoluto da parte dello Stato. Quando vengono emanati i decreti stammati cosa fanno? Fanno la fotografia del paese, dicono questo è quello che viene distribuito agli enti locali. Da ora in poi, e questi sono i correttivi che sono stati introdotti, ve la dico in maniera spannometrica, ma di fatto è quello che viene deciso, da ora in poi il trasferimento agli enti locali sarà quello che è stato fino ad oggi, aumentato sostanzialmente del tasso di interesse e con una differenziazione ulteriore a favore delle realtà più povere del paese, quindi del sud. Ma non andando magari a stabilire o a decidere, come era anche più corretto, come il Sud doveva spendere queste risorse, cioè dire vi do più risorse e fate le infrastrutture, no, semplicemente diamo più soldi alla realtà del Sud. Siamo arrivati nel corso degli anni, perché poi di fatto sono sempre rimasti quelli i meccanismi, a una serie di trasferimenti che hanno aperto una forbice impressionante, come vi dicevo prima, tra alcune regioni ed alcune regioni dove comunque si è amministrato meglio, altre dove si è amministrato peggio, non in maniera uguale al sud come al nord, perché per dire al sud ci sono delle regioni che fanno eccezione negativa, non tutti i comuni, non tutta la classe politica, ma diciamo guardando i grandi numeri, perché la Sicilia, anziché la Calabria, anziché la Campania, che sono quelle dove non casualmente c'è una forte penetrazione della criminalità organizzata, parte della politica, al di là dell'appartenenza del colore, spesso si è collusa con questo tipo di associazioni e quindi hanno gestito la cosa pubblica in un certo modo. Il Lazio è un'altra regione con una grandissima spesa pubblica, quella sanitaria in particolare, ma in generale nel pubblico impiego. La Puglia, per esempio, è una regione che a livello di conti è abbastanza in ordine, a livello di gestione di conti. Altre regioni con grandissimi costi sono in genere le regioni a statuto speciale tutte, quindi la Sicilia che è stata citata, la Sardegna un po' meno perché ha meno privilegi, il Trentino grosso modo tanto quanto la Sicilia, la Val d'Aosta grosso modo tanto quanto la Sicilia, il Friuli meno. E queste sono delle disparità che sono state trascinate per decenni. Ripeto, con anche delle differenziazioni da un punto di vista della gestione, perché è chiaro che il Trentino Alto Adige, che ha sicuramente molte più risorse, come noi a Verona, voi a Tiene ce l'abbiamo sopra la testa, quindi sappiamo qual è la differenza e il privilegio che c'è, però là diciamo, non c'è mala gestione nel senso di ladrocinio di risorse pubbliche, hanno saputo gestire un privilegio che poi uno può dire che sia immotivato e probabilmente dopo 60 anni di storia repubblicana lo è, però hanno saputo gestire un privilegio gestendo bene le loro risorse, però arrivando a delle sfasature. Le sfasature quali sono? Che noi siamo in un paese dove oggi, e adesso non è che faccio un discorso politico e dire sono della Lega, dico su a quegli altri, cerco di fare una fotografia di quello che è. Ci sono comuni della Sicilia, mi ricordo un dibattito in TV dove c'era un sindaco di un comune della Sicilia che ha 900 abitanti e ha 64 dipendenti comunali. Quindi una persona su 14 lavora in comune, che non vuol dire avercela con quelle 64 persone che lavorano lì, vuol dire che è inammissibile che la politica abbia concesso che una persona su 14 in un comune sia dipendente del comune stesso. Il comune di Palermo, che è un comune più grande, che fa 660.000 abitanti circa, il rapporto fra dipendenti e abitanti del comune è 1 a 30, cioè un cittadino grosso modo su 30 del comune di Palermo lavora per l'amministrazione comunale. Per capirci su Tiene, voi fate 24.000 abitanti circa, vorrebbe dire che Tiene ha 800 dipendenti comunali. Io chiedo quanti ne ha Marita, tanto per... Ecco appunto, il rapporto è 150-800. Queste sono le strutture. Trentino Alto Adige, dicevo prima, Trentino Alto Adige è una regione che ha quasi il 40% di chi è occupato, 37% se non erro, nel pubblico impiego. Questi sono numeri. E perché il Trentino Alto Adige ha questa possibilità? È chiaro, nel momento in cui noi una volta come comuni, dico una volta, perché sposto un po' altrimenti fa rumore, dicevo noi una volta come comuni ci restituiva a Roma grosso modo il 10% di quello che pagavamo in tasse a Roma. Il Trentino si è sempre tenuto il 90%, è chiaro che aveva risorse diverse e le hanno utilizzate.
Roma, vi dicevo prima, della Regione Lazio, e questo indipendentemente dai governi che si sono succeduti, alcuni dati anche su quello, la Presidenza del Consiglio, quanti dipendenti ha la Presidenza del Consiglio, ovvero sia non quelli che stanno proprio alle dipendenze al di sotto sostanzialmente del Presidente del Consiglio di turno, che seguono quelle funzioni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma ha 4.300 dipendenti. Il Comune di Verona ne ha 2.000-2.003. Noi facciamo girare una città da 270.000 abitanti con quei dipendenti. Con quegli stessi dipendenti funziona la presidenza, con il doppio funziona la sola presidenza del Consiglio dei Ministri, cioè sotto una persona. Il Parlamento di dipendenti ne ha più di 2.000. Il solo Parlamento ne ha più di 2.000. La Presidenza della Repubblica, che adesso ha fatto dei risparmi, ne ha circa 1.700 per una persona che non ha grandi poteri, perché non è la Repubblica presidenziale, ha un potere di rappresentanza, che non vuol dire avercela col Presidente della Repubblica in carica, vuol dire che questa è la situazione. Sono circa 1.700 persone che lavorano lì. La realtà di Roma, nel senso il comune più le aziende, è un sistema che vale più di 60.000 dipendenti. Questa è la realtà rispetto alle nostre regioni. E questo cosa ha comportato? Veniamo alla Germania e veniamo all'Italia. Perché poi c'è chi dice che lo spread dipende dalla speculazione internazionale, dal fatto che ci sono delle spinte che vanno contro un paese, contro un altro. Lo spread, voi sapete, è la differenza del costo tra il debito pubblico tedesco, che è preso come soglia, e il debito pubblico degli altri paesi europei. Quello tedesco è preso a zero perché è il più basso, perché è il paese più stabile, e gli altri paesi hanno lo spread che oscilla in base a cosa? Non in base a speculazione internazionale, in base a quella che è la solvibilità del paese. Quando è saltata l'Argentina, fino a poco tempo prima c'era un sacco di gente che metteva i soldi sui titoli argentini, perché? Perché rendevano un sacco di soldi. Perché rendevano un sacco di soldi? Perché siccome l'Argentina era un paese a rischio, investire in Argentina era rischioso e quindi bisognava che ti dessero più interessi. E quindi l'Italia ha uno spread più alto ed è cresciuto rispetto alla Germania, alla Grecia non ne parliamo, perché siamo meno solvibili, cioè non è che siamo al fallimento, ma se uno dovesse scegliere dove investire e avere più sicurezza, investe in Germania, che sa che c'è la sicurezza, che l'investimento viene ripagato. In Grecia sapete bene che stanno trattando quanta parte del debito restituire, cioè la Grecia è lì che tratta se dire se uno ha investito 100 gli diamo 50 per capirci, cioè la Grecia è a questo livello. L'Italia ha uno spread più alto perché appunto dà meno garanzie di solvibilità. E l'Italia ha uno spread più alto perché ha un debito pubblico più alto, perché ha un sistema di costo pubblico più alto rispetto alla Germania in proporzione. L'Italia aveva un debito pubblico nel 1980 che era circa il 60% del PIL, che arriva al 100% e oltre nel 1990 e nel 1995 siamo arrivati al 124% circa del PIL. Quindi in 15 anni abbiamo raddoppiato il debito pubblico, ovvero sia chi ha governato, perché dopo non è colpa di Berlusconi, di chi c'è adesso, di chi c'è stato subito prima. In quei 15 anni, chi ha governato in quei 15 anni ha portato il debito pubblico a più che raddoppiarsi. E adesso paghiamo le conseguenze di quelle scelte, che sono state appunto quelle che ho detto prima, dei decreti stammati, le pensioni baby, che le pensioni baby non vuol dire avercela con le pensioni baby. In Italia le pensioni baby sono circa 500.000. È chiaro che se lo Stato domani mattina dicesse diamo 1.000 euro a un cittadino, i cittadini cosa fanno? Vanno là e li prendono. Se lo Stato dice do le pensioni baby, chi ha la possibilità cosa fa? Ci va. Ha sbagliato chi? La classe politica che ha fatto una scelta che era insostenibile in prospettiva. E allora, cosa succede oggi in Italia, cosa succede in Germania? Succede che la Germania per il pubblico impiego spende l'8% del PIL, noi spendiamo il 12% del PIL. Quindi noi spendiamo 1,5 volte quello che spende la Germania per fare le stesse cose, per garantire la funzione pubblica e il funzionamento della pubblica amministrazione. 4 punti percentuali, tanto vuol dire un rapporto di 1 a 1,5, quindi noi spendiamo 1,5 volte quello che spendono loro. O quando si parlava di imprese e di tasse, è chiaro che questo vuol dire costi sui cittadini, sulle famiglie e sulle imprese, perché qualcuno quella differenza la paga. E per l'Italia 4 punti di PIL vuol dire circa 60 miliardi. Quindi 60 miliardi di euro all'anno che l'Italia spende in più rispetto alla Germania per il pubblico impiego. Il pubblico impiego con le sfasature che vi dicevo prima, non che è uguale su tutto il paese, sfasato come si diceva prima. E sapete già, se ne parla poco perché purtroppo poi
quando dovremo rispettare questo patto sarà un altro bagno di sangue. Dall'anno prossimo l'Italia ha fatto un patto che l'Europa normalmente ha imposto, perché uno dice ce l'ha con l'Europa perché l'Europa si difende. Il sistema europeo, se voi vi metteste nei panni dei cittadini tedeschi, ai quali vengono a dire, e adesso con la Grecia in qualche modo stanno cercando di trattare per cercare comunque di salvarla, perché il fallimento della Grecia rischia di costare molto di più poi come conseguenza, quello dell'Italia non ne parliamo. Però voi mettetevi nei panni dei cittadini tedeschi, per dire che è il paese più virtuoso, ai quali viene detto, siccome la Grecia sta fallendo, il debito della Grecia lo paghi te. È chiaro che i cittadini tedeschi un po' si risentono e dicono scusa, loro hanno fatto i debiti che se li paghino. E allora l'Europa cosa ha detto all'Italia? Siccome tu hai un rapporto debito-PIL che è molto più alto degli altri, devi rientrare. E siccome il parametro medio, quando noi entrammo nell'euro, in teoria la soglia limite per entrare nell'euro a livello di debito-PIL, fra i tanti parametri, era che dovevamo avere non più del 60% di rapporto debito-PIL. Poi si disse, è meglio fare un euro più forte, entrammo un po' tutti. Adesso l'Europa dice, siccome l'Italia rischia di essere insolvibile, ovviamente non in un anno perché sarebbe una follia, in 20 anni, a partire dall'anno prossimo, devi riuscire a tornare all'interno del rapporto debito-PIL al 60%. Siccome noi siamo al 120%, in 20 anni 60 punti sono 3 punti debito-PIL all'anno e quindi vuol dire 50 miliardi circa aggiuntivi. Non vuol dire le manovre Monti o le manovre Tremonti, sono 50 in più. E allora quando vi dicevo questa differenza di 60 miliardi che noi spendiamo rispetto alla Germania in più all'anno per il pubblico impiego, questo per dire quanto vale rispetto a quello che costerà in più per l'Italia rientrare. E dicevo costerà in più, perché in realtà rispetto a quella che è la fotografia della situazione attuale, perché purtroppo in Italia fino adesso, e qui faccio un po' di autocritica, nel senso che anche noi siamo stati al governo negli ultimi 3 anni e mezzo, e l'autocritica che faccio come parte politica qual è? Che volevamo arrivare al federalismo, che Berlusconi ce l'ha tirata un po' per le lunghe, un po' tanto per le lunghe, tant'è che dopo 3 anni e mezzo, l'ultimo anno si è parlato di processo lungo, processo breve, intercettazioni telefoniche, cose che alla fine interessavano poco a noi e tanto a lui probabilmente, e alla fine dopo 3 anni e mezzo noi non siamo riusciti a concludere il percorso del federalismo fiscale, come ha detto prima Tony, è stato mortificato. Il governo Monti da questo punto di vista l'ha messo nel congelatore e non è che lo dice solo la Lega del federalismo fiscale che serve, l'ha detto più e più volte anche il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica sicuramente non è della Lega, ma anche lui ha detto che il federalismo fiscale serve per salvare questo Paese. E dicevo, noi siamo in una situazione di un Paese che tutte le riforme che sono state fatte, i tagli soprattutto che sono stati praticati, sono sempre stati fatti in maniera lineare. Ovvero sia, non si teneva conto, anche per esempio nel pubblico impiego, del fatto che c'erano delle realtà con molti più pubblici dipendenti e realtà con meno. Le regole sono sempre state fatte uguali per tutti, i tagli sempre uguali per tutti. Per esempio, sul pubblico impiego adesso, quest'anno, il Comune di Verona e gran parte dei nostri comuni potranno assumere una persona ogni 5 che cessano dal servizio. Questa regola vale qua e questa regola vale tanto quanto nello stesso comune della Sicilia che si diceva prima, che ha 900 abitanti e 64 dipendenti. E allora se a Tiene vanno in pensione 10 persone e ne può assumere 2, deve tribulare perché comunque è un comune virtuoso, ha un numero basso di dipendenti e deve fare la sua fatica. In quel comune, se anche per i prossimi 10 anni bloccassero completamente le assunzioni, fra 10 anni ne avranno comunque troppi. Questi sono gli errori della politica dei tagli lineari, perché tu devi guardare chi ha di più e chi ha di meno e quella forbice che si diceva prima ridurla progressivamente. Il federalismo fiscale serviva a quello, serviva a portare questa forbice a un livello di... È un po' difficile pensare che tutti diventassero virtuosi come il Veneto, ma comunque a fare in modo che qualcuno che ancora oggi ha la possibilità di sprecare lo facesse di meno. A livello di sprechi, vi do un altro paradosso prima di andare a concludere. Il Comune di Catania è uno dei comuni peggio gestiti d'Italia negli ultimi anni, gestito dal centrodestra, quindi non è che l'ha butto sull'altra parte politica. Vi ho citato alcuni esempi di comuni, che sono il Comune di Napoli, gestito dal centrosinistra per decenni, il Comune di Catania, gestito sistematicamente dal centrodestra, mal gestito sistematicamente dal centrodestra. Il Comune di Catania è uno dei comuni che ha fatto un debito più grande fra tutti quanti, era arrivato a circa 1 miliardo di euro di passivo, un singolo comune 1 miliardo di euro di passivo, che sapete che i comuni hanno l'obbligo del pareggio di bilancio. Hanno accumulato 1 miliardo di euro di passivo
Il patto di stabilità cos'è? Il patto di stabilità è uno strumento, anche quello cieco, anche quello lineare, che siccome è uno strumento globale, il patto di stabilità anche quello è una derivazione europea, l'Europa ti dice devi risparmiare e trova uno strumento per risparmiare. Il patto di stabilità come è sempre stato applicato, infatti noi abbiamo sempre fatto battaglia come comuni virtuosi su questo. Il patto di stabilità dice a tutti i comuni, indifferentemente, se tu l'anno scorso spendevi 100, quest'anno spendi 99, l'anno prossimo spendi 98, questo è il patto di stabilità. Applicato ai numeri di prima, cosa succede? Che il comune di Catania, che è un comune appunto che si è arrivato ad avere 1 miliardo di euro di passivo fatto da un parlamentare, europarlamentare del centrodestra, anzi prima era sindaco, poi siccome ha amministrato bene l'hanno promosso, l'hanno mandato in Europarlamento, che funziona così. E dicevo, questo ha fatto un passivo di questo genere, il comune di Catania è stato un comune premiato, e quindi ha preso credo 1,5 milioni, non chissà che cifre, premiato per aver rispettato il patto di stabilità, perché da un anno a un anno successivo ha speso di meno, grazie. Cioè era un comune che spendeva delle cifre stratosferiche, a sprecare un po' meno non è difficile. Però queste sono le storture che ci sono ancora oggi nel nostro paese. E questi sono i paradossi che ci andiamo a trascinare. L'aumento delle tasse del cosiddetto decreto Salva Italia, e veniamo all'IMU, quanto vale? Io vi dico il dato del Comune di Verona, ma tanto penso che Tiene più o meno sia la stessa cosa. Prima l'ICI sulla prima casa, abolita nel 2008, la pagava lo Stato, adesso la ripagheranno i cittadini. Per il Comune di Verona vuol dire 27-28 milioni di euro che le famiglie pagheranno di nuovo e prima non pagavano più. Trasferimenti, e qui torno al discorso che vi dicevo quanto oggi arriva. Fino a qualche anno fa come Comune di Verona noi pagavamo, e paghiamo ancora adesso, allo Stato centrale circa 1 miliardo di euro erotti in tasse, fra IRES, IRPEF, le tasse appunto che si pagano allo Stato, più di 1 miliardo di euro. Fino a un anno fa ci tornava indietro 100 milioni circa, cioè il 10%. Da quest'anno, con la manovra cosiddetta Salva Italia, arriva zero. Lo Stato ci avrebbe dovuto dare nel 2012, dopo anche i tagli di Tremonti, e posso parlare con tranquillità perché io con tanti altri colleghi siamo andati a Milano a protestare contro le manovre di Tremonti. La manovra Monti è peggio, molto ma molto peggio. Prima dovevano arrivare 44-45 milioni, lo Stato cosa dice? L'ICI ve la pagate voi sulla prima casa. Quei 44-45 milioni che vi davo indietro, che 44-45 milioni su 1 miliardo è il 5%, quindi è l'elemosina, adesso quelli se li ridate indietro con l'IMU. Tanto vediamo, tanto ci date indietro, quindi lo Stato va a pari. La conseguenza qual è? Un aumento di tasse complessivo che fa 27 milioni più 44, sono 70 milioni su 265 mila abitanti, sono quasi 250 euro ad abitante, neonati ed anziani compresi. Provate a pensare una famiglia cosa gli arriverà di tasse da pagare a voi, a noi, ma a voi, a tutti noi cosa ci arriverà da pagare quest'anno. E l'altra conseguenza politica è quella che mentre prima almeno una parte pur piccola di quello che pagavamo di tasse serviva per far funzionare il nostro comune. Dice, vabbè, almeno qualcosina torna qua. Adesso non torna più nulla. Cioè quello che saranno i servizi che da quest'anno in poi vi erogerà il comune di Tiene, il trasporto pubblico, la mensa, le opere pubbliche, le asfaltature, tutti quelli che sono i servizi che eroga il comune di Tiene, ve li pagate con tasse aggiuntive. Di quello che pagate a Roma non resta nulla, tutto quello che pagate in più, tasse aggiuntive, servono per far funzionare il vostro comune. E quindi quando andrete a votare adesso per le prossime elezioni, io non vi dico tanto poi ognuno vota quel cavolo che gli pare, però fate conto di questi dati e di chi ci ha portato a questa situazione. Grazie. Bene, abbiamo ascoltato 4 relazioni molto interessanti, adesso diamo lo spazio contenuto a se ci sono domande o riflessioni aggiuntive. Abbiamo anche un microfono portatile. Prego. Aspetta. Ci arriva, sì. Grazie, buonasera a tutti. Io sono Valentino Scomazzon, presidente dell'ATER di Vicenza e presidente di ARAV Veneto, l'Agenzia regionale del Veneto delle ATER. Ringrazio il sindaco Busetti, il sindaco Tosi di poter anch'io lanciare questo grido di dolore. Saluto anche l'assessore Marino Finozzi. Ringrazio
di poter accumulare anche il mio grido di dolore a quelli che sono stati dati fino adesso, e vorrei portare un attimo a conoscenza quello che è il discorso delle ATER. Allora, la situazione al 31 dicembre 2011 era quella che l'azienda che rappresento pagava l'ICI sulla propria sede, quella di Vicenza, sui fabbricati commerciali direzionali, perché abbiamo qualche negozio, qualche magazzino, così, che ci danno un attimo di reddito, e sugli appartamenti in affitto per il periodo in cui erano sfitti, cioè, ovvero nel momento in cui l'inquilino lasciava libero l'appartamento, o perché si trasferiva, o perché andava in casa di riposo, o perché passava a miglior vita, perché questi erano i casi, in quanto i contratti di affitto dell'ERP e dell'ATER non sono quelli dei 4+4 come comunemente sono nel privato, ma sono contratti a vita che vanno avanti fin tanto che la persona rimane nell'appartamento. Quindi nel periodo in cui veniva lasciato libero e erano necessari dei lavori di ammodernamento, di ristrutturazione, per quel periodo le ATER pagavano l'ICI. Adesso con la nuova imposta dell'IMU, in pratica indiscriminatamente si andrà a pagare su tutto quello che riguarda le abitazioni, ma con delle anomalie, nel senso che innanzitutto ci sarà il 60% di aumento dell'estimo catastale e quindi l'imponibile sarà maggiore, con la conseguenza che in tanti casi pagheremo più di IMU che di quello che è di affitto che andiamo a riscuotere, perché i canoni di affitto non sono a canone libero, ma sono secondo stabilito da alcune leggi. Quindi dai 9, 10 euro ai 20 euro che prendiamo al mese su tanti casi, l'IMU sarà sicuramente maggiore di quello che è l'introito. Abbiamo fatto anche una proiezione. Se l'aliquota rimane quella del 7,6 per 1000, a meno che poi i comuni non la vogliono ridurre, ma tenendo conto dell'aliquota massima, l'ATER di Vicenza andrebbe a pagare circa 1,5 milioni di euro. Conseguenza, tornando al discorso che facevo prima degli interventi di ristrutturazioni, nell'anno 2011 l'ATER ha speso 1.200.000 euro per appunto questi interventi di ristrutturazione degli appartamenti che venivano lasciati sfitti e dopo venivano riaffittati. Un intervento di ERP su una palazzina di 12 appartamenti viene a costare circa 1,5 milioni. Quindi qual è la conseguenza? Che o rinunceremo a riaffittare gli appartamenti che vengono lasciati liberi perché non riusciamo a fare le manutenzioni, oppure dovremo dire agli inquilini: se vogliono entrare dovete arrangiarvi a pagarvi voi gli interventi e dopo vi diamo l'appartamento, oppure dovremo rinunciare a fare un intervento nuovo di ERP, per cui le liste che continuano ad allungarsi di persone che hanno bisogno. E voglio cogliere l'occasione per sfatare un detto che le case popolari vengono fatte solo per gli extracomunitari, perché vi posso dire che sto toccando con mano, ma penso che lo toccano anche i sindaci, perché con tutte le persone che andranno nei loro uffici, con queste nuove povertà che vengono fuori, con questa situazione economica che si è creata in questi ultimi anni, credetemi che le persone che più ne hanno bisogno in questo momento sono i nostri pensionati, che con le pensioni minime non riescono ad arrivare a fine mese e non riescono a pagare un affitto di mercato libero, e poi tutte queste coppie che si scoppiano, voglio dire, quindi con figli a carico, la mamma col figlio a carico, lo stesso papà che rimane col figlio a carico, che con le spese che ha non riesce più a mantenere una famiglia, o comunque non riesce anche lui o anche queste persone a riuscire a pagare un canone a mercato libero. C'è poi anche un'altra anomalia su quello che riguardano le abitazioni ATER, ovvero che l'ATER è proprietaria degli appartamenti, ma la gestione è poi dei comuni, nel senso che le graduatorie per le assegnazioni eccetera vengono fatte dai comuni. Con questo non voglio dire che l'IMU delle ATER devono essere caricate ai comuni,
ecco, che dopo non si vada a dire in giro che Scomazzone può scaricare bene, ecco, però voglio dire che c'è anche questa anomalia, quindi le parole del dottor Giovanardi che dice che l'IMU è ancora un cantiere aperto, stasera mi dà un attimo di speranza che la cosa possa essere rivista. Il legislatore, quando ha messo in campo questa tassa, l'ha fatta anche un po' di fretta perché doveva fare 4 conti eccetera, quindi magari non ha valutato le conseguenze che possono essere anche non esentando le atere da questa cosa. Ecco, quindi la speranza è questa. Io porto anche poi i saluti dei miei colleghi presidenti delle altre atere. Tutti ci stiamo muovendo per portare in evidenza questa situazione, proprio perché possa essere da parte del legislatore rivista questa situazione. Grazie e buona serata a tutti. Abbiamo avuto una testimonianza, no, di uno specifico segmento del nostro territorio che è socialmente molto sensibile. Ci sono altre considerazioni? So che in sala ci sono Gianni che alzava la mano. diverse categorie economiche, si hanno già fatto delle rilevazioni sulle conseguenze del loro comparto. Grazie. Prego, Presidente. Buonasera. Ma io vorrei, a parte così che è stata registrata la tassa, in parte la conosciamo, in parte... Però io credo che in questo momento di economia che va, tutti sappiamo com'è che va, ma soprattutto per le piccole aziende, noi nel nostro territorio abbiamo 1800 associati che va da 0 a 10-15 dipendenti. E credo mai come adesso tutti i nostri associati sono preoccupati. Vorremmo sapere da voi che fine faremo, cioè, tra virgolette. Questa è la realtà, perché queste sono le domande che ci facciamo tutti, soprattutto per i giovani. Se così, visto che tutti ci preoccupiamo, ma il futuro dovremmo farlo in qualche forma. Dovrebbe essere, perché le grandi aziende scappano, no? Adesso qualcuno, se guarda le TV nazionali o private, specie di qualche colore che fanno vedere solo morti, oppure gente che scappa, come ieri sera per esempio, noi che viviamo nel territorio, che lavoriamo nel territorio, che dobbiamo restare nel territorio con i nostri dipendenti che fanno parte, che non sono i nostri dipendenti, sono la nostra famiglia in pratica, perché fanno parte della nostra famiglia nelle nostre piccole aziende. Con questa ulteriore tassazione cosa succederà? Potete darci un'idea? Perché noi in questo momento siamo spremuti che con le tasse che dobbiamo pagare, con il costo del lavoro che dobbiamo pagare, con la concorrenza che dobbiamo affrontare, cioè mi diceva ieri un imprenditore che mi ha fermato fuori da Messa, un mio associato, e mi ha detto: caro Presidente, ha detto, ma è mai possibile che dobbiamo essere lì peggio degli schiavi, che non possiamo neanche mangiare un panino perché abbiamo preso un lavoro a prezzi talmente tirati che non c'è nemmeno più la possibilità, scusatemi, di un attimo, di un caffè, di niente, perché bisogna assolutamente fare delle produzioni, diciamo, del terziario, comunque così che si lavora per le imprese o multinazionali o non, o comunque la nostra è una, cioè tutte le piccole imprese siamo legati appunto a dei costi sempre comunque di più concorrenza. Allora, concludendo, cosa possiamo dire noi ai nostri associati, voi ai giovani, cosa pensate di fare, cosa dovremmo tutti a pensare per il futuro? Dobbiamo tutti chiudere o dobbiamo tutti andare all'estero? Grazie. Qualche altro?
Buonasera a tutti, io sono dal Fiume, sono di Valdagno, sono un imprenditore edile e ho anche l'ufficio tecnico progettuale. Mi riallaccio al discorso dell'amico ex collega Benetti degli artigiani per fare alcune considerazioni di merito. Questa sera noi ci troviamo di fronte ai nostri sindaci, e dico nostri, proprio nostri, che con un grido di allarme ci stanno dicendo che sono arrivati all'impossibilità di gestire le nostre città e il nostro territorio. Questo è il fatto politico di grande importanza. A Valdagno è arrivata a noi una lettera del sindaco di Valdagno, di tinta, sappiamo benissimo, di sinistra, ma questo non importa nulla, il quale anche lui ha sottoscritto una lettera nella quale i sindaci di un territorio, penso di tutta la provincia di Vicenza, ci lanciano questo allarme. A questo punto a chi passa la palla? Passa agli elettori, passa al popolo. Se noi popolo abbiamo intenzione di farci schiacciare, farci spremere, come ha detto poc'anzi il presidente degli artigiani, e continuare a tenere a testa bassa e mugugnare, lamentarci nei bar, nei salotti, oppure in qualche piccolo riunione di amici, signori, questa è una scelta nostra. Se noi invece chiediamo, come abbiamo sempre chiesto con gran voce, e saremo anche disposti di occupare le piazze, le strade, di scontrarci anche con le forze dell'ordine, se necessario, allora porteremo avanti il futuro delle nostre imprese e dei nostri figli. Quindi io vi ringrazio voi sindaci, però come ripeto, la palla passa a noi. Ieri sera in quel programma televisivo che ha detto Benetti prima, si è vista la vera faccia di questo governo che abbiamo attualmente al potere. Abbiamo visto come hanno affamato territori, migliaia di persone disoccupate, famiglie, a favore di chi? Delle multinazionali che utilizzano la cassa integrazione, che guarda caso la paghiamo sempre noi, che creano il debito pubblico, e col beneplacito di questi governi. Della multinazionale, la Sigma Tau, che hanno fatto vedere ieri sera, guarda caso uno del consiglio di amministrazione di questa società multinazionale era un certo signor Passera, e questo è il ministro dello sviluppo del nostro governo. Signori, se abbiamo intenzione di farci bastonare e schiacciare, la soluzione è stare zitti e continuare a mugugnare. Altrimenti la Lega, altrimenti tutti cittadini devono farsi carico di questa situazione e difendere quei principi di democrazia, di popolo, di libertà che i nostri padri hanno conquistato con il sangue anche e con grandissimi sacrifici, e dobbiamo accollarci noi l'onere di portare avanti questo nostro paese, questa nostra società. Grazie a tutti. Spazio per un ultimo intervento. Emanuele, sì. Buonasera, io rappresento l'Associazione Commercianti del Mandamento. Volevo tornare sull'argomento proprio della serata, che era ICI e IMU, per capire dal dottor Giovanardi. Nel 2008 mi sembra sia stata cancellata l'ICI. Adesso con l'IMU viene reintrodotta questo tipo di tassazione anche sulle prime case. Mi sembra di aver capito che la tassazione sulla prima casa rimane al comune. Perciò dal 2008 al 2011 questa tassazione non c'è stata. Perciò degli introiti per il comune ci sono. Quali sono invece quegli introiti che non ci saranno, che vanno a compensare questo tipo di introito che in questi 3 anni è mancato? E questo volevo capirlo tecnicamente, perché ci stiamo lamentando di questo tipo di cosa e volevo far capire anche, penso tra gli altri che sono in sala, quali sono anche i trasferimenti inferiori che ci potranno essere dallo Stato. Grazie. A questo punto tornerei la palla di qua del tavolo, magari cominciamo dal professore. Allora, il sistema federalista, quale risulta dalla legge delega dal 42 del 2009, prevede che non vi siano più trasferimenti dallo Stato centrale alle autonomie. Cioè questa non è una scelta in qualche modo del governo Monti,
ma è previsto nel sistema che nasce dalla riforma federale. Ovviamente i trasferimenti non sono venuti meno, diciamo, in modo tutti insieme, tutto in una volta, perché evidentemente questo avrebbe creato dei notevolissimi danni e l'impossibilità per i comuni, ma non solo per i comuni, anche per gli altri enti territoriali, di sostenere il peso perché da cosa devono essere sostituiti i trasferimenti? L'articolo 119 è chiaro, noi abbiamo i tributi propri, che possono essere tributi propri derivati, cioè istituiti e disciplinati dallo Stato, e il cui gettito spetta alle autonomie. Per questo l'IMU con al suo interno una parte statale è un'anomalia e sarebbe anche da riflettere sulla legittimità costituzionale di quella norma che dà il 50% del gettito seconda casa allo Stato. Poi ci sono i tributi propri in senso stretto, che sono quelli che possono istituire le regioni, non di certo i comuni, perché non hanno lo strumento legislativo, e che possono però anche essere dei tributi attribuiti ai comuni, che hanno pochissimo spazio nel nostro ordinamento, visto la pervasività di tutti gli altri tributi. Abbiamo poi le compartecipazioni ai tributi erariali il cui gettito sia riferibile al territorio, dice la norma costituzionale, e infine abbiamo il fondo perequativo, cioè quello strumento che in logica verticale dovrebbe garantire che i territori meno avvantaggiati siano in qualche modo, a questi territori sia garantito che i servizi che questi territori danno siano a livello di quelli che danno gli altri, perché comunque in ogni parte del territorio statale devono essere garantiti i cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni con riferimento ai diritti che danno corpo alla cittadinanza. Questo è un po' in termini molto schematici, molto semplici, il sistema che c'è nel 119, e cioè nel 119 della Costituzione, che è la norma su cui si impernia tutta la riforma federale. Okay? Quindi è vero, i comuni con la nuova IMU riescono ad avere una entrata in più, ma è anche vero che ovviamente quando è stata abrogata l'ICI prima casa nel 2008, i comuni hanno avuto un trasferimento compensativo che in teoria doveva riconoscere in questa fase transitoria, perché noi siamo in una fase transitoria, dovremmo essere in una fase transitoria, garantiva o doveva garantire la parità di gettito. Ovviamente con l'introduzione dell'IMU prima casa viene meno questo trasferimento, ma mi sembra, come diceva il sindaco di Verona, verranno meno anche altri trasferimenti, perché il decreto Monti comporta e dà origine a una accelerazione del processo federalista, in teoria. La stessa IMU, che nasceva nel treno federalista, doveva partire, se non sbaglio, dal 2014. È stata anticipata al 2012 con però, come dicevo, con dei meccanismi e con delle soluzioni che sono tutt'altro fuori, sono ben diverse da quelli che ci si aspetterebbe da un tributo locale in senso stretto. Se mi consenti poi di dire una cosa sul grido di dolore che è arrivato dal mondo delle imprese, ovviamente io non è che io sono un tecnico vero, non un tecnico di quelli, e quindi mi sembra anche di cercare di darne dimostrazione. Però quando sento che le imprese soffrono, io veramente ne vengo colpito, perché sono convinto che o si mette al centro di qualsiasi progetto politico l'impresa come istituzione che deve essere incoraggiata, che deve essere rispettata e ancor prima ovviamente, e poi anche incoraggiata. Io penso che se questo non accade
io credo che ci siano veramente, non ci siano molte speranze di farcela. E devo dire che nell'unica esperienza che ho avuto, tra virgolette, di legislatore, perché avevo scritto qualcosa che poi è naufragato, per la verità il tributo rifiuti e servizi, quello che dovrà unire TIA e TARSU, spariranno, cioè in Italia ci sono 3 prelievi sui rifiuti, è un caos assolutamente pazzesco. Quella verità, quella norma del decreto Monti, anche se non per il governo Monti, l'ho scritta io insieme ad altri, però diciamo l'unica esperienza che avevo avuto come legislatore, proprio con riferimento al ICI-IMU, si era fatta una battaglia, che era questa: tassiamo sì le prime case, e addirittura, siccome nel percorso federalista non si poteva andare a tassare la prima casa, perché lo vieta la delega. E allora, siccome si lavorava nei correttivi, cioè nell'attuazione della delega, che eravamo già i correttivi, allora si era introdotto un tributo che era una sorta di tax d'abitazione alla francese. Cioè, cos'era questo tributo? Un tributo che colpiva gli occupanti delle abitazioni. Però, e questo aveva un profilo di iniquità che vi assicuro non mi sfugge, perché ovviamente la pagavano anche gli inquilini, ma l'aliquota era estremamente contenuta, il 2,1 per mille, è stato approvato al Consiglio dei Ministri il 24 ottobre, 2,1 per mille che i comuni potevano anche ridurre o aumentare, e soprattutto coloro che avevano redditi bassi non pagavano nulla. In questo modo si era riusciti a ridurre nel progetto la IMU su seconde case e imprese al 6,6 per mille. Sarebbe stato un risparmio per il mondo delle imprese di 2 miliardi di euro, che non mi sembra che in questo momento sia proprio così da non considerare. Purtroppo, e questo io lo consideravo una grande battaglia, perché vi assicuro che per arrivare a quel 6,6 per mille ho molto combattuto. Però poi le cose sono andate diversamente, il momento dell'emergenza ha indotto chi è arrivato a picchiare su questo nuovo tributo, che desta, devo dire, molte perplessità. Poi che le soluzioni siano andare in piazza, questo non spetta a me dirlo, però devo dire che questo lo dico anche un po' da tecnico, perché sono perfettamente consapevole di quanto elevato sia il prelievo, è insostenibile. Quindi o si mette al centro di tutto l'impresa, e quindi se io fossi un sindaco e dovessi scegliere, mi piange il cuore dirlo, ma preferirei tener basso sulle imprese piuttosto che sulla prima casa. Duole dirlo, ma è così. Ma perché? Perché la gente lavora grazie alle imprese. Però, e quindi o si mette al centro l'impresa o vedo, divento pessimista. Grazie. Grazie. C'era un'altra richiesta. Arriva al microfono. Non era una richiesta, era una sollecitazione. Volevamo sentire l'assessore al turismo, che è un'altra tassa. Dov'è il microfono? Grazie. Grazie, buonasera a tutti voi. Avevo intenzione di intervenire perché non conosco molto di questa IMU e mi sembra sia stata già fatta un'ampia illustrazione di cos'è e quali saranno le conseguenze. Quello che a me preoccupa è un'ulteriore spada di Damocle che cadrà a breve sulla testa delle amministrazioni pubbliche, comune, province, laddove ancora esistono, e regione, e che il governo sta facendo un prelievo forzato di quelli che sono i risparmi delle pubbliche amministrazioni.
ciò che i comuni, le amministrazioni locali hanno risparmiato in virtù del patto di stabilità, cioè soldi che hanno nelle proprie casse e che dovrebbero servire a pagare i debiti che hanno nei confronti delle aziende, che hanno nei confronti dei fornitori, non lo possono fare, e qui il governo piano piano, senza che nessuno se ne accorga, li sta portando a sé. Perché i comuni hanno da parte questi soldi? Perché il precedente governo, Tremonti, per far vedere in Europa che i conti dell'Italia erano quasi a posto, aveva indotto, obbligato le pubbliche amministrazioni a non pagare i propri debiti. Quindi se a fine anno uno non paga i propri debiti, è ovvio che ha un bilancio familiare non tenendo conto di questi buono, perché non pagando i soldi se li tiene a sé e quindi sembra all'apparenza che una pubblica amministrazione sia in buone condizioni di bilancio, ma è una situazione fittizia, una situazione falsa, falsata da questo patto di stabilità che vuol far vedere una cosa e in realtà è un'altra. Ma nel momento in cui tutti quanti ci siamo adoperati per partecipare a questo falso bilancio, abbiamo messo da parte quei soldi che non abbiamo la possibilità di spendere, pensando che un giorno o l'altro qualcuno dall'altro ci dice: basta, abbiamo finito questo giochetto, ricominciate a usare i vostri soldi, quindi si sarebbe potuti pagare i debiti che le pubbliche amministrazioni hanno nel frattempo acquisito. Invece anche questa possibilità sembra che stia sparendo. Ecco, volevo capire dei 3 diversi livelli di amministrazione, dal tecnico, come potranno affrontare anche questa ennesima mazzata e novità da un punto di vista negativo del termine. Mi pare che Flavio Tosi sia chiamato in causa anche per un'iniziativa di cui abbiamo letto. Allora, 2 considerazioni anche su quello che è stato detto prima, brevissime. Una sul difendersi, andare in piazza a manifestare, per carità, per me è condivisibile. Quando arrivi allo scontro sociale, quindi anche a scontrarsi con le forze dell'ordine, che poveracci le prendono, quindi non è che sia da auspicare, perché non è che alla fine succede sempre così, che vanno lì e gli tocca prendersele, quindi se è possibile è meglio evitarlo. Il problema è che quando arrivi a quello, a parte che noi siamo gente buona, paziente, fin troppo, quindi se arrivassimo a quello vuol dire che saremo proprio fin qua. Ma il problema è che quando arrivi a quello vuol dire che sei già nel baratro, perché la Grecia è lì, la Grecia infatti sta vivendo quel tipo di situazione, ma la Grecia è praticamente quasi fallita. Fra le misure che sta contrattando la Grecia, oltre a quella che si diceva prima, ovvero sia non pagare il debito pubblico se non in parte, c'è anche quella che hanno già attuato di ridurre in maniera drastica gli stipendi dei dipendenti dello Stato, c'è anche quella che hanno pattuito con l'Europa che licenzieranno, credo 30.000 se non mi ricordo male, dipendenti dello Stato, che se fosse rapportato all'Italia vuol dire qualche centinaio di migliaia di dipendenti dello Stato rispetto alle dimensioni. E questo cosa significa? Questo per dire che un conto è l'inerzia e arrivare alla situazione greca. E quello che sta facendo Mario Monti non è che si stia andando in quella direzione, ma l'errore fondamentale è che c'erano 2 scelte. Una era quella di aumentare le tasse, una era quella di ridurre la spesa pubblica, perché il nostro paese ha lo squilibrio, cioè spende troppo. E allora le 2 scelte sono quelle lì, in un sistema che spende troppo e incassa poco, o spendi meno o aumenti le tasse. E allora, con Berlusconi qual è stato il problema? E qui parliamo appunto della situazione del governo precedente. Che una parte della maggioranza, una parte del PDL, che non vuol dire tutto il PDL, vuol dire una parte del PDL, rispetto ad andare a toccare certe sacche di spreco che abbiamo disegnato prima, le difendevano a spada tratta e quindi non si è riusciti ad incidere. Noi della Lega è una delle cose che gli abbiamo chiesto, Berlusconi ha detto no, quelle cose per alcune parti della sua maggioranza erano intoccabili. Quando è andato su Mario Monti, io da sindaco, siccome non è che uno si diverte a fare l'opposizione, a fare la battaglia contro il governo, anzi speri sempre di riuscire a governare e amministrare al meglio, io speravo arriva un governo tecnico, almeno avrà il coraggio e la forza di fare quello che, nonostante la nostra spinta, Berlusconi non aveva avuto il coraggio di fare. E quindi incidere sulla spesa, cioè fare una manovra che anziché aumentare le tasse incidesse sulla spesa. E il problema vero è che Mario Monti ha fatto peggio perché ha fatto solo tasse, solo ed esclusivamente tasse,
quando invece poteva fare qualcosa di diverso. E quindi questo è il problema reale, anche perché quella manovra è inutile non nel senso che adesso per un po' andiamo avanti, ma se tu non riduci la spesa, adesso è buttato al 3 tasse, comunque la spesa è troppo alta e quindi fra 6 mesi, fra un anno, serviranno altre tasse e qua la situazione è già insostenibile. E quindi questa è la delusione principale da parte del sottoscritto nei confronti del governo tecnico, perché purtroppo ha fatto la cosa più banale e più inutile che poteva fare, più dannosa, oltre che più inutile, più dannosa che poteva fare nei confronti del Paese. Per quanto riguarda l'IMU, la impostazione che era stata data dal precedente governo, e questa era un'impostazione perfettamente federalista e corretta, era quella di dire non rimettiamo l'IMU sulla prima casa, era stato un patto con gli elettori di dire la togliamo, quindi non la si rimette, resta solo sugli altri immobili e restava tutta al comune, imposta municipale unica, restava tutta al comune. Poi c'era una riduzione, come è stato detto, della spesa dei trasferimenti progressiva, ovvero sia lo Stato dava circa 11 miliardi, che adesso sono stati praticamente azzerati, 11 miliardi all'anno circa ai comuni, distribuiti in varia maniera. Questi 11 miliardi venivano suddivisi in 3 miliardi, una specie di fondo fisso, 8 miliardi diventava un fondo variabile che andava a ridursi cercando di ridurre la forbice che si diceva prima, cioè tagliando di più a chi aveva di più e di meno a chi aveva di meno, per andare a ridurre quella forbice. Quella era l'impostazione precedente. L'impostazione del governo Monti qual è? È quella che l'IMU sulla prima casa, cosa è cambiato? Prima l'IMU a me Comune di Verona dal 2008 io prendevo 27-28 milioni, a un certo punto lo Stato mi dice te li do io, tu non li chiedi più ai cittadini, te li do io. Adesso lo Stato cosa ha detto? Li vai a prendere ai cittadini, non ti do più io, li vai a prendere ai cittadini e quindi sono 27-28 milioni di più di tasse a livello locale. Sul resto dell'IMU, che appunto era un'imposta in teoria municipale unica, come è stato detto prima da chi sta alla mia destra, lo Stato ha detto metà me la dai a me e quella metà serve per azzerare completamente i trasferimenti che lo Stato dà ai comuni. Tesoreria unica, e andiamo a chiudere con l'ennesima iniquità, dicevo ennesima iniquità perché? Perché adesso, mentre prima nelle mie casse, nelle casse di Marita, nelle casse del Toni, c'erano una parte dei soldi dello Stato, e quindi vabbè, era ingiusto, ma lo Stato poteva anche dirmi dammi un po' di quello che hai in cassa. Io adesso in cassa ho solo soldi dei cittadini del Comune di Verona, cioè non c'è una lira dello Stato perché lo Stato si è ripreso tutto. E adesso lo Stato cosa dice? Quei soldi, perché lo Stato perché lo fa? Perché siccome c'è il problema della solvibilità e quindi di poter garantire l'Europa, lo Stato dice mi prendo la tesoreria dei comuni. Siccome i comuni le casse le hanno e sono gestiti bene, mi prendo io la tesoreria dei comuni, con tutte le complicazioni del caso, perché io adesso Comune di Verona, io le aziende le pago a 30 giorni, tutte, a 30 giorni. Perché? Perché abbiamo la possibilità di farlo, lo facciamo. Non so se una volta che si prende la tesoreria lo Stato posso andare là a usare i soldi con la stessa facilità, visto che i soldi li ha lui, i soldi miei, del mio comune, dei miei cittadini, delle mie imprese. Quello che farò io, una delle cose, la faranno un po' tutti i comuni assieme alla Regione, ovvero sia di impugnare questa norma perché è incostituzionale, cioè la Costituzione favorisce le autonomie e questo è esattamente il contrario perché lo Stato si va a prendere pure le casse dei comuni. L'altra è che siccome la norma prevede che i soldi gestiti dalla tesoreria, che sono soldi su un preciso conto aperto appunto per la tesoreria, sono quelli che devono essere trasferiti da una certa data in poi in una certa misura. Io come Comune di Verona, io apro un altro conto corrente della stessa banca, con gli stessi tassi di interesse, perché ovviamente se fosse un tasso inferiore io andrei a danneggiare il Comune, con lo stesso tasso di interesse sposto i soldi. E quindi quello che è il conto ufficiale della tesoreria avrà meno soldi e quindi quello che si troverà allo Stato sarà di meno, poi gli trasferisco di meno. Questo è... E lo faccio primo perché normativamente lo posso fare, secondo perché la responsabilità è mia, non cade sui cittadini, non gli vai a fare dire fai una protesta fiscale, è mia, sono io il sindaco, la decido io. Terzo, perché io da aprile, perché scatta ad aprile quella tagliola della tesoreria unica, da aprile a dicembre io come Comune di Verona di interesse ci rimetto €500.000, cioè a dare i soldi alla tesoreria dello Stato rispetto a quello che oggi mi dà la banca, io ci rimetto €500.000 in 8 mesi. Questo per capire l'ennesimo danno che è assolutamente inaccettabile da gente come noi abituata a pagare a tacere. Chiesto prima su tiene a 10 milioni in tesoreria, che non sono pochi, visto che siamo stati bravi, non abbiamo aperto mai mutui in questi anni,
abbiamo diminuito moltissimo il debito del comune e l'abbiamo portato da 40 a 29 milioni. Abbiamo messo via questi 10 milioni, adesso faremo la stessa cosa che fa Flavio Tosi. Cercheremo di fare un nuovo conto corrente e speriamo che non ce li portino via tutti. Abbiamo sempre pagato le imprese, siamo un comune virtuoso in tutti i sensi ed è veramente drammatico quello che si sta aprendo davanti con questo nuovo sistema di imposizione fiscale. All'inizio vi ho detto che sono molto preoccupata, è stato il motivo per cui ho chiesto questa serata, perché sapevo di aver vicino dei relatori e degli amici molto preparati, molto validi. Ma volevo proprio che fosse una comunicazione a voi e che poi voi la facciate agli altri, perché l'impressione che ho io è che i cittadini non siano assolutamente preparati e non sappiano ciò che li aspetta. Quando io trovo per strada qualcuno che mi dice ciao sindaco, adesso con l'IMU Agavisca è in comune. Cioè vuol dire che il messaggio che è passato è sbagliato. È sbagliato. Quindi il motivo primo di questa serata, ripeto, è quello che si riesca una volta per tutte a partire con chiarezza, perché i cittadini sappiano che da giugno in poi pagheranno delle tasse completamente diverse. Cosa rispondere alle associazioni di categoria? Che stiamo facendo tutte le prove possibili e immaginabili per tirar su un pochino da una parte e tirar su un pochino dall'altra, perché si riesca magari a dividere lo sforzo un po' di più e che pesi meno solo su una categoria. Stiamo facendo assieme ai dirigenti dei comuni tutte le prove possibili, però vi garantisco che è molto difficile, perché per esempio per il comune di Thiene il buco che ci crea questa IMU è 1,2 milioni. Solo proprio l'IMU ci porta una mancanza di 1,2 milioni. Poi ci sono altre cause diverse per cui siamo circa su 1,5 milioni, però 1,2 milioni. Voi capite che io 1,2 milioni o lo trovo da qualche parte o taglio i servizi cittadini. Ma cosa vado a tagliare? Gli asili nido? Cosa vado a tagliare? Il dopo scuola? Cosa vado a tagliare? Quei servizi di cui che i cittadini hanno il diritto di avere e per cui pagano. È una follia, è l'ultima cosa da fare tagliare i servizi, secondo me. Perché veramente alla fine siamo bastonati 2 volte. Paghiamo di più le tasse e abbiamo anche i servizi ridotti. Quindi stiamo cercando veramente di capire qual è la difficoltà è proprio quella di creare un meccanismo che, pur penalizzando tutti, penalizzi un po' meno tutti quanti. E quindi ci stiamo studiando, non solo il comune di Thiene, vi dicevo prima, ma tutti i comuni. Però vi ricordo anche che il 24 mattina c'è un grande convegno dell'ANCI, fatto appositamente per questo a Padova, dove ci saranno tutti i sindaci e gli esperti che ancora una volta cercheranno di dare una risposta sull'IMU. E speriamo ancora che lo Stato abbia sbagliato qualcosina, ma non, come diceva Antonio, in peggio, che già è già dura adesso pensare che abbia sbagliato i conti veramente, che questa sia solo una parte di ciò che dovremo pagare, è quasi impossibile da pensare, ma che magari o dilazionino o riducono in modo diverso, ma che ci permettano di sopravvivere, non solo come comuni, ma permettono ai cittadini di avere più dignità, perché non possiamo continuare ad andare a prendere i soldi dalle tasche dei soliti. Io credo che sia veramente indegno. Ringraziamo, è stato veramente interessante, raramente si riesce a mettere a fuoco da un punto di vista tecnico e anche il risvolto politico di un problema. Questa sera penso che tutti abbiamo imparato quali sono le conseguenze di questo provvedimento. Purtroppo sia per quello che riguarda la cittadinanza, sia per quello che riguarda il mondo dell'economia, rappresenta un elemento di appesantimento ulteriore in una situazione già molto grave, però penso che se i sindaci, i cittadini, le categorie economiche, i lavoratori riescono a formare una aggregazione che
presenta una controproposta più saggia, ci sarà, speriamo, la possibilità di modificare in profondità questo provvedimento. Grazie a tutti e speriamo appunto che le cose si riescano a modificare.